Buongiorno, oggi siamo a Pedescalia, nel comune di San Pietro Valdastico e faccio la seconda uscita col GAM e andiamo su per il sentiero delle Cengi in Valdassa, dove osano le aquile. Questo potrebbe essere il titolo giusto per questa escursione. Un anello un po' faticoso e a tratti esposto. Tutto percorso su cenge sul bordo di profonde valli. Qui la fanno da padrone roccia e rapaci, oltre a vedute che mozzeranno il fiato. Luogo di natura e di cultura contadina. Abbarbicati su questi speroni rocciosi, antichi contadini piantarono viti su arditi terrazzamenti. E poi le cascate, le troveremo in piena, in secca o addirittura ghiacciate. Non vi resta che un modo per scoprirlo. Salto, guarda. Però il sentiero è tutto bello attrezzato con cordine. A questo punto noi teniamo a destra verso Rozzo. Che è rara a vederla così gialla. Virginia, come si chiama? Dimodoro abortivo. Uccellino di bosco. Il bosco occupa oltre la 3/4 della superficie della Valdassa, il resto è Giglio. Sì. La vite era espressione dell'immortalità, appunto come il vino è rimasto nelle tradizioni arcaiche il simbolo della gioventù e della vita eterna. Vada dove che te porto. Jessica e Mattia amano il rosso. Diego estremo yogurt d'acqua. Metri di salto.
rosso, adesso facciamo pausa naranja. Lavatoio medioevale. Sotto la pioggia riprendiamo il cammino, andiamo su fino dalla discesa prendiamo il sentiero 631, un'ora e 25. Strada delle banchette, la prima strada che si sta che saliva in altipiano. Su questa strada qua, non mulettiera, una strada. In questa strada qua la sta allargata dopo in fondo di sì, per portare su le campane del Duomo di Asiago. Madonna! Dopo 5 ore siamo ritornati al punto di partenza. Parte un po' di pioggia su in cima a Rozzo. Abbiamo trovato una bella giornata, dai. Bel giro, grazie al GAM, grazie a Gregori che ha organizzato il giro. E a Perotto. Complimenti. Complimenti al capogita. È tutta la nostra stima.